Avvocato Protti, una protesta gandhiana? Assolutamente sì, sono io la barricata. Seduto su una sedia davanti all'ingresso sbarrato della tenuta, Giovanni Battista Protti di primo mattino ha iniziato a presidiare quel luogo il cui significato va ben oltre la nuda proprietà. La notte del 9 ottobre la parte più a sud dell'abitato di Fae Alto venne spazzato dall'immane onda del Vajont. Sorgeva qui la vecchia chiesa di Fae di Longarone spazzata dall'onda del Vajont. La famiglia Protti ha ricostruito in memoria una cappella dove tutt'oggi si celebrano funzioni religiose. Qui dovrebbe passare il tracciato della variante di Longarone. Il progetto, di cui però la sovrintendenza non so cosa abbia detto, vorrebbe erigere un muro alto 2 metri qua per 35 metri in quella direzione. Questo risulta dalle carte. Di buon'ora assieme a Protti sono arrivati anche i funzionari dell'ANAS, invitati ad uscire dalla proprietà dopo che vi erano entrati da un ingresso secondario. Poco dopo, mentre realizzavamo questo servizio, il colore delle pettorine si è di nuovo palesato fra gli arbusti poco distante dall'ingresso della chiesetta e a Giovanni Protti non è rimasto che intimare nuovamente a quei tecnici di andare fuori dal suo terreno. Buongiorno, io vi posso domandare in che cosa consiste la vostra attività oggi? Buongiorno, purtroppo non sono autorizzato a rilasciare dichiarazioni, sono un funzionario che deve seguire quello che è stato notificato al proprietario. L'azienda provvederà nel più breve tempo possibile a fornire comunicati circa l'operato di oggi. Ieri al tavolo del MIBACT con Regione e Comune di Longarone era emessa la volontà di svolgere ulteriori accertamenti. Protti ha dato la sua disponibilità a collaborare, ma fino ad ora gli atti dicono che quel luogo della memoria rischia di essere violato. Non ho voglia di modificare una situazione che chi prima di me ha deciso di mantenere così, quindi ritengo che sia una decisione condivisibile e per questo sto facendo questa mia piccola battaglia.